La conferenza annuale regionale della lingua sarda 2011, promossa dall'assessore Sergio Milia, continua quasi in linea con l'intervento di apertura dell'assessore. Ha parlato di scuole di ogni ordine e grado. È il momento del coro Maliere Ventre di Sassari, diretto da Alessandra Palmas, che ci propone la propria esperienza con 3 giovani voci che, come ha scritto un giornalista in un articolo di presentazione proprio del premio Marielle Ventre, cantano in sardo, punto esclamativo. Era meravigliato. Per noi sta diventando una normalità, mi pare. Buongiorno a tutti. Salve, io sono Alessandra Palmas, direttore artistico dell'Associazione Marielle Ventre di Sassari. Oggi abbiamo appunto queste 3 piccole coriste che ci faranno sentire un brano, però prima volevo parlarvi della nostra esperienza appunto con la lingua sarda. Allora, inizio col dire che io sono nata fuori, a Genova, da genitori sardi, e in casa mia ho sempre sentito parlare, oltre all'italiano, il campidanese, perché loro sono originari proprio di quella zona. E non avevo mai sentito parlare praticamente nulla degli altri dialetti. Tant'è vero che ricordo quando ero alle elementari, l'anno del primo Sanremo dei Tazenda, tutti i miei compagni di scuola a Genova mi dicevano: ma questo è sardo, ce lo traduci, ce lo traduci? Io dicevo: no, non è vero, non è assolutamente sardo, convinta che l'unico sardo fosse il campidanese, quello che sentivo parlare a casa mia. Adesso, da qualche anno, con l'associazione abbiamo deciso di intraprendere un percorso musicale che ci avvicinasse appunto alla lingua sarda, attraverso un concorso annuale che si chiama Premio Marielle Ventre. Però abbiamo pensato di coinvolgere gli autori sardi, di far scrivere brani inediti in lingua sarda per bambini. In realtà, se ci pensiamo, non ce n'è tanti, nel senso, abbiamo delle favole cantate, abbiamo delle ninne nanne, però non esiste un vero e proprio repertorio di musica sarda scritto dal punto di vista di un bambino, come invece esiste per quanto riguarda l'italiano. Esempio, uno su tutti, appunto, lo Zecchino d'Oro. Gli autori si immedesimano nella testa di un bambino e scrivono brani in cui appunto i bambini possono, non voglio ripetermi, immedesimarsi, comunque possono sentire propri ed interpretare, anche andando a ricercare qualcosa del testo attraverso la propria esperienza. C'è stata una buona partecipazione per quanto riguarda gli autori. Non era molto semplice, perché appunto mettersi in gioco e cercare di creare canzoni apposite per i bambini non era semplice. Tra l'altro abbiamo avuto alcuni membri della giuria che ci hanno dato una mano, come Antonio Strinna, Antonio De Iara, appunto, Piero Marra, Sibertas, perché hanno capito, diciamo, l'importanza e un po' la difficoltà del progetto e sono venuti a darci una mano. I bambini non hanno mai avuto un rifiuto per quanto riguarda la lingua sarda. Non mi sono mai sentita dire: ah no, dobbiamo fare il brano in sardo, è pesante. No, perché fondamentalmente se il brano era scritto bene, nel senso che aveva una musichetta divertente, a loro non cambiava, anzi interessava di più sapere che cosa stiamo cantando, quindi la traduzione, come quando facciamo dei brani in lingua inglese, non in italiano. Per cui, per quanto riguarda il futuro prossimo, spero, e ci auguriamo di poter collaborare con le scuole elementari e medie. Per noi sarebbe questo molto importante, perché potremmo diffondere quella che è la lingua sarda in abbinamento con la musica, e come già ho detto sarebbe veramente bello poter creare un repertorio di canzoni sarde a misura di bambino, perché realmente ce n'è poche. E quindi adesso vi lascio intanto con il brano che ha vinto l'ultima edizione del premio Marielle Ventre, si intitola Istella, l'autore l'abbiamo qui in sala, Gianmario Virdis, ce lo fanno sentire. Oggi ho dovuto portare chiaramente una rappresentanza del coro, se no non ci sarebbero stati chiaramente tutti i bambini. Abbiamo quindi Aurora, ho portato le più grandette, Aurora, Simona e Rossella ci fanno sentire il brano Istella. Io vi ringrazio.
È un autore che conoscete tutti e ci porta alla sua esperienza con una relazione ancora più concertante, oserei dire. Antonio Strina. Finalmente che sono stato incaricato di fare dare de poetica e de vocalità riferita in particolare a Solbertas e a un gruppo che si narra da Laboratorio Musicale Umaniora. Comincio narrando che si può fare dare, ne si parla mio, de poetica e de vocalità in tanta maniera. Come se ne vai da in scuola, cioè in modo tecnico, considerando le scalità di una poesia, de saoghe di un cantatore o de boghe bene ligate in un coro. E in questo sono stato il mastro Solbertas, con il passare del suo tempo si imitato da me da ateroso. Ma si può fare dare di poetica e di vocalità in una maniera meda diversa, una maniera più semplice, di sostanza, naramos, che riguarda la vita di ogni dia, sul comportamento dei uomini e di tanti uomini che vivono un pare. È proprio in questa maniera che Boschelzo fa dare de commente tante boghe si possono legare bene e mezzo. De su resto, l'esperienza mia con Solbertas e con sul laboratorio musicale Umaniora è stata prima di tutto un'esperienza di vita e pustis, solo pustis, musicale. Dunque, promessa cantone è prima di tutto un'esperienza di vita, poetica e vocalità della vita di ogni dia. Lo dovrò ripetere finché come che devo fare dare l'esperienza mia con Solbertas e proprio di una cantone che nasce da essa vita volevo fare dare. A sa fine del suo sconto, questa cantone che si narra Bade Lontana è più opera di sa vita che opera mia. A Sagale Antonio Costa va aggiunto sa musica. Musica de sugoro e de sa gente, che a sa gente è storrada. E con sa gente continua a vivere, oramai dai 40 anni. Nasce dai connotta come sa cantone de Solbertas, con suo tempo si è diventata cantone de sa gente. Come in nascita si può comprendere in mezzo ascoltando la storia sua, come ho letto 2 pagine dell'ultimo romanzo che ha composto, scritto in italiano, che si intitola Il paese clandestino. In questo tempo, Deo a 20 chimbangos.
E mi capita io da si spissa di intendere una oghe, mi chiama io a di die e a di notte, che di sa oghe di un'adre, cosa di Santo Larento. A sin cominzo mi chiama io cosa speraula al de già io bira, per aulas che mi ha nato quando via ancora pisetto. Nepote mio, abbai della ene quest'ade nostra, che si che molzende con tutto so 30 semblino suos. Abbaidala e ammentala, fa che in maniera che non molza di sa memoria tua e de sa gente. Già io meo, a me da dimoria, che si storia de Sarde de Santo Larento, popolata de Molinalzos e Molinos, una die podia discomparire commente uno sogno, e proprio gaie, postis e successo, con s'arrivo de suoi molinos elettricos. Con suo passare de suo tempos, sao che de Sarde ha cominciato a se fare intendere cosa cara, esa oghe di una femmina, una oghe che questa notte mi accompagna da finza San Manzanile. Questa femmina mi fa da ia come una mamma, in sa limba nostra, de sa limba sua, de suoi molinos, e de Sarde, mi fa da ia de Sorio, e de Pedro, sa creatura sua, molta de meses. Questo manzano, abbaidendo so soio stuoso, mi paria deidere vinza Sarde sua e a de mia, sao che non paria de essere de sa ucca sua, ma da esa intragna al de Sarde. Tanto ha poleato pinna e papilo, mi so sezzito in si spunta de su letto e mi so posto a scrivere. Se in mano mi tremaia, ve l'assicuro. Non ha pazzioso sa luce, vindaia già abbastanza. E fidi una luce che paria vestire de sa oghe e da so soio di questa femmina. Da sa prima speraula sappo compreso chi sa che fare a sa de sua, a de Santo Larento, e non a mia. Sotto su gelo de viso mio, como si canta finza 3 dies. Bade lontana, bade de Santo Larento, solo teo piango pensando a tie. Gai questa mamma ha pensato di tornare a saida sua, Santo Larento, proprio sa die de sa festa, su te che de austo, e su momento più difficile, pro issa, fatta di tormento. Morto mi lasa che na piedade, con una rocca furata a Deo. Bade lontana, bade de Santo Larento, com'ente fatto a ti perdonare? Desesperau la sua si comprendere che ha desiderio di perdonare Sarde che l'ha molto suffiso quando vide ancora una creatura. E uno desiderio di perdono, proitte pensa che con suo perdono potrà tornare sa pace in sa vita sua. Senti allegra e bella festa, poetese in donzi d'uomo, cherzo pregare, cherzo cantare, ma non m'ascolta da su coro mio. Tu è festa, festa e poesia, è una notte di luce e di misterio, bisogna pure spregatorias e so scanticos, ma non bastano. Su coro sono che proprio ascoltare, solo su dolore presessi di ascoltare. Dammi sa mano, Santo Larento. Deo so che rende intro a mie, dammi sa mano, mi so pel dente, fa che mi sperare un pare a tia. Santo Larento è stato provato dai suo fuoco, in sa catriccia, e tanto chi è più di esse poteva comprendere questa mamma, una mamma che da tantos anni fi vivente con sa guerra, in sa garra e in s'anima. Io sono convinto che, postis de tanta spregatorias, Santo Larento l'ha leata a mano tenta, l'ha imparato a sperare e che l'ha posta in suo cammino de sa vita sua. Sono convinto pure che una die questa mamma è resessa da perdonare Sarde sua, Sarde de Santo Larento, che è morto sa creatura sua. Ha poi scritto questa per aulas, con sa limba de sa memoria. E questo che narrare che deve essere sa memoria alla scantare e alla giugere in mezzo a sa gente. Deve essere dunque sa cantone de sa memoria. Finza soe, cusade, sigiti a mi chiamare, mi dimandala, e te ha fatto pro issa, pro la salvare, omines e tancas, molinos e rios, commente s'attento e si sciareo, sun tutto mutos, pro gusto, pro una tristura manna,
che mi attraessa su corpo e anima. Sono resistito a narrare la salzente con una cantone, che le distanze non dividi dai gusadde, dai storia sua, dai una creatura che una rocca si calleato a 10 mesi. Ma questa distanza esiste sempre, donzi die di più e più manna, più funguta. Pro gusto sa memoria mi giucate finza como assai de mia, e tante volte mi capita della carignare e di mi va che scarignare. Non la voglio più scontare, queste volte. A mie però basta da un ugarigno, vestito da esaoghe sua, a mi convincere chi sa morte non la vinchita. A su manco, finza quando amus una buona memoria pro la cantare. Ho cominciato vedendo de poetica e vocalitate, per aula troppo manna per me, ma per questa vita, per questa esperienza umana, questo si può contare. E siccome Dio non ha proprio nulla da narrare, questo devo narrare, questa è proprio la verità, non ha nulla da narrare, tanto ha lasciato che essere sa vita a voi fai dare. Issa è sa mastra più manna, chi non ha faulas, issa solo è capace di fai dare, de sa mezzo cose che si possono narrare, finza con saoghe di una cantone. Sono sido da per aula di scuola, di didattica e di appento, e sono andato a raccontare qualche cosa che nasce da esa vita, da quando ero via Visedo, da quando io una decina di anni. So. E che mi pare la cosa più importante di contare in questo luogo, che è un luogo di campagna e che mi mette a me da saida mia. Grazie. Grazie a me da Boese e a Marco Piras che mi ha accompagnato con questo pianoforte, provare in modo di dare un'idea più via, insomma, adesso che Boscheria a contare in maniera semplice, come te la potete contare, come te la potete narrare sa vita vostra è tutto. La Grazie. conferenza annuale regionale della lingua sarda 2011, promossa dall'assessore Sergio Milia, continua con chiaramente i Bertas. Enzo Pava e Marco Piras, i Bertas. Enzo Pava, Marco Piras, che in realtà sono qua per i Bertas e quindi anche per Mario Chessa e Carlo Costa, che sono in realtà lo zoccolo duro di questo gruppo che fra qualche anno raggiunge il mezzo secolo di vita. Già dirlo è assolutamente incredibile e impensabile. Grazie a tutti voi di questa cosa, grazie all'assessore Milia di aver organizzato questa situazione alla quale noi siamo molto, come dire, molto poco abituati. Siamo sempre stati abituati quando stiamo davanti a un microfono a cantare o a suonare piuttosto che a parlare delle nostre cose. Ci proviamo a farlo e vi prometto che il nostro intervento sarà inversamente proporzionale alla lunga storia dei Bertas, quindi sarà veramente brevissimo e parleremo di quello che è la nostra esperienza, soprattutto riferita al sardo, che come ha ricordato Antonio Strin è nata negli anni 70. Noi in realtà nasciamo in un periodo che è quello che normalmente viene chiamato il periodo dei favolosi anni 60, o perlomeno ci piace pensare a noi nati in quel periodo musicalmente che sia così, ma credo che non sia realmente molto lontano dalla realtà dire che effettivamente è stato un decennio che ha sconvolto l'idea della musica non soltanto italiana ma mondiale, quindi noi ci siamo appiccicati, come dire, in maniera assolutamente così come falchi a questo modo di essere, di suonare di quel periodo. Nasciamo in quel periodo e facevamo parte dello show business, nel senso dello show business o del disco business, che è quello che era legato alla RCA italiana, che era la più grossa casa musicale italiana legata all'RCA Victor internazionale. Non dico questo perché in realtà è molto importante poi quello che è venuto dopo ai tempi di Bad Lontana, perché salto diverse cose, nel senso che voglio subito andare al sodo. Noi negli anni 70, all'inizio degli anni 60, quello che ci ha cambiato la vita è la collaborazione con Antonio Costa, con Antonio Strinna e noi Bertas, fra i quali militava ancora Antonio Costa, che era uno dei cofondatori.
E quando Antonio ci propose di cantare questa canzone, ci propose in maniera, io direi quasi subdola, fra virgolette, perché non ci aveva detto che era cantata in sardo. Noi ci caliamo in una realtà che erano gli anni 70, noi avevamo poco più di 20 anni, Marco ne aveva 18, 19, io qualcuno di più, e quando ci fece sentire questa musica senza dirci che era in sardo, per noi era una musica molto bella, una musica che aveva una sua musicalità, una sua coralità, come piaceva a noi. Però poi quando ci disse che in realtà il testo era in sardo, noi abbiamo mosso un po' la bocca, abbiamo fatto un po' così, ho detto come in sardo? Noi prima di tutto non lo sappiamo cantare, non lo sappiamo parlare, noi siamo tutti sassaresi, quindi al massimo avremmo potuto cantare in sassarese, che è un volgare dialetto, anzi meglio un dialetto volgare. Però questa cosa ci ha preso talmente tanto, nel senso che veramente ci eravamo resi conto che poteva essere una buona cosa senza entrare molto nel merito, e abbiamo iniziato a cantare in sardo. Mi ricordo che in quel periodo in realtà c'era un po' una lotta fra chi doveva cantare quella canzone, una lotta al contrario, nel senso no, io non so parlarlo, lo fai tu, e venne fuori la voce poi di Giuseppe Fiori, che era il cantante, uno dei nostri cantanti di quel periodo, che cantò appunto Bade lontana nella prima versione incisa nel 75. E da lì poi viene fuori tutto un nostro discorso con l'uso del sardo, che noi in realtà cantavamo per interposta persona, perché quello che noi cantavamo in sardo era in realtà quello che diceva Antonio nei primi 10-15 anni della nostra collaborazione, e quello che adesso invece dice Franco Castia, che è l'altro nostro autore col quale stiamo collaborando ormai da più di 20 anni. Io non avrei altro da aggiungere, forse un aneddoto che più di tutti, come dire, dà il senso di quello che era Bade lontana per noi. Noi in quel periodo appunto stavamo con l'RCA e loro non erano assolutamente interessati a questo discorso del sardo, però ci ricordiamo che la ascoltavano mi ricordo questi mega galattici studi che erano lì sulla Tiburtina, abbassavano le luci e ascoltavano questa canzone ed erano tutti estasiati, gli piaceva tantissimo, però non erano assolutamente disposti a metterla sul mercato e a farne una canzone adattabile a quel periodo storico della musica. E allora ci proposero di cantarla in sardo, di cantarla in italiano, cioè con un testo in italiano. E noi abbiamo fatto nel 77 un cantagiro, era un viaggio musicale per tutta l'Italia, dalla Valle d'Aosta fino al Reggio Calabria, e cantavamo una valle lontana, assolutamente noi l'abbiamo sempre considerata un obbrobrio, e continuiamo a dirlo. Però questo era quello che ci chiedeva l'RCA, e noi la cantavamo in ogni puntata, dalla Toscana, dalla Valle d'Aosta al Piemonte, alla Calabria, al Lazio, cantando questo testo in italiano, un banalissimo testo in italiano. E non aveva un grande successo. Io mi ricordo che la prima volta che l'abbiamo fatta a Reggio Calabria, non dico, ma forse l'avevano anche quasi fischiata, ti ricordi Marco? Credo, una cosa del genere. Quindi noi eravamo veramente preoccupati, perché poi l'ultima serata di questo tour doveva essere proprio Reggio Calabria. E lì c'è stata una cosa bellissima di Antonio Costa, che ha preso un po' in mano la situazione, e siccome noi cantavamo dal vivo su delle basi, non c'era un'orchestra, e allora abbiamo deciso di presentare Bade lontana esattamente come era come originale, insomma. Quindi abbiamo dovuto anche forzare quelli che erano i funzionari dell'RCA di quel periodo, senza dirgli niente. Abbiamo presentato Bade lontana, abbiamo spiegato che cosa fosse, qual era il testo, la storia, tutto quello che ci stava dietro, e l'abbiamo cantata a Reggio Calabria in sardo. E in quella serata io mi ricordo che fu la canzone che vinse inaspettatamente proprio la puntata, perché ogni puntata qualcuno doveva vincere, insomma, è l'ultima volta. Quindi questo sta a significare che quando le cose si fanno non col cuore, che è una frase quasi fatta, ma quando si fanno credendoci, quando si fanno in maniera, come dire, quando viene l'istinto fuori, che è quello giusto, non si sbaglia. E noi abbiamo capito da lì che questa poteva essere la nostra strada, e quindi l'abbiamo percorsa fino agli ultimi anni, e crediamo di doverla continuare, abbiamo tutta l'intenzione di doverla continuare per i prossimi anni. Ho saltato un po' quella che è la nostra storia, quindi Bade lontana, Pensando a Tie, il nostro primo disco tutto cantato in sardo nel 93, che era Amistade, fino ad arrivare agli ultimi anni, che è una produzione che noi abbiamo posto in essere con Antonio Costa, che ritorna nell'orbita dei Bertas come direttore
della corale Canepa, come direttore di una corale che è l'istituzione musicale più antica della Sardegna, stavo dicendo la più importante, la più antica della Sardegna, risale alla fine del 1800 la sua istituzione, e quindi con lui e con la corale Canepa abbiamo così pensato una messa tutta cantata in sardo. Il titolo è proprio Samissa, cantata in sardo, ma perché un sardo non inedito, nel senso che la traduzione letterale della messa in latino. E qui mi piace ricordare Benito, perché sono loro aver fatto la prima messa mondiale, bravo. Quindi chissà perché noi ogni volta che facciamo la messa abbiamo questo pensiero, che abbiamo ripercorso la strada che avete iniziato voi, e questo ci fa un immenso piacere. Io adesso abbiamo delle cose da farvi vedere, da farvi sentire per chiudere il nostro intervento, io e Marco. Prego lui di... Sì, mando solo un minuto di Badarontano, giusto per vedere il rinnovamento, perché praticamente è successo che quando è uscita Fatalità nel circuito radio nazionale, Renzo Arbore ci aveva battezzato come un gruppo originale e innovativo, e questa frase non ce la siamo più dimenticata, per cui in tutte le nostre produzioni abbiamo sempre cercato di rispettare questo appellativo, questo aggettivo un po' condizionante. E quando Badarontana in quel momento lo era innovativa. Diciamo che questa che sentiamo adesso è la versione già rinnovata, perché stiamo parlando comunque di un brano che nella versione originale è il disco del 75, le formazioni sono cambiate, quindi sentiamo un minuto di questa versione. Insomma. Le foto sono dell'epoca. Praticamente in quel periodo il repertorio era prevalentemente di tipo internazionale, perché avevamo un repertorio degli anni 70 che godeva di grandi fonti di ispirazione internazionale. Avevamo dei gruppi di riferimento come Crosby, Stills Nash Young, Beach Boys, comunque gruppi di ispirazione sempre vocale. Ma il repertorio era ancora limitato da pochi brani in sardo, questo, Pensa in Natie, qualcuno, 2 o 3 insomma. E non ci sentivamo ancora pronti, veramente. Allora ci siamo affidati negli anni '80 a un amico musicista molto bravo, si chiama Mark Harris, che aveva fatto la versione di Ave Maria di Fabrizio D'André. Tra l'altro quello era il periodo in cui le tecnologie informatiche sul suono si stavano affermando, per cui già come vedete la copertina del CD, il tappeto sardo all'interno di un computer negli anni '80 poteva essere un segnale di confronto fra diverse culture. Allora abbiamo affidato a lui questo lavoro di ricerca. Abbiamo detto, noi non siamo ancora in grado di scrivere un repertorio completo. Sappiamo che ci sono delle belle canzoni, delle belle melodie, conosciamo le più belle melodie della musica sarda, vediamo cosa si può fare insieme. Noi vogliamo cantare, vogliamo comunque continuare a essere un complesso, col set tipico di un gruppo, quindi il basso, la batteria, le tastiere. E lui ha, diciamo, insieme a noi fatto questo lavoro di ricerca, da cui è venuto fuori un piccolo frammento, vi faccio sentire, dell'Ave Maria, così come nell'87 poteva essere pensata dal punto di vista musicale, forse un po' fuori dai canoni dell'Ave Maria normale. Non ci stavamo ispirando certo ai canoni della tradizione più rigorosa, però
Però c'è un fatto che dove è andata a colpire l'artista Mark Harris. Il brano, per quanto riguarda le strofe, è abbastanza normale, cioè, piuttosto techno. Quando arriva la parte corale, invece, lui acchiappa immediatamente la spiritualità. C'è una coralità molto particolare, dove noi abbiamo evitato le note basse del coro, proprio per allontanarci dal terreno. Per cui lui, usando le note alte della parte proprio dell'accordo, cioè la parte vocale più elevata, diamo l'idea proprio di qualcosa che vuole andare verso il cielo, e questo è il risultato. Si suona. Questo è il periodo della sperimentazione, lasciatecelo. Tanto sperimentale che poi in realtà questo pezzo non l'abbiamo mai eseguito nei nostri concerti, l'abbiamo quasi un po' abbandonato letteralmente, secondo me ha ragione, secondo altri miei colleghi invece no. Però è stato un periodo molto importante per noi di collaborazione con Mark, che era un grande musicista, e quindi questo ci è rimasto almeno come soddisfazione personale. E però ci ha permesso di capire un po' più a fondo la musica sarda, analizzarla dal punto di vista proprio tecnico, dal punto di vista armonico, timbrico, ritmico, per cui c'è stato un periodo in cui ci siamo dedicati alla scrittura, proprio con l'intento di andarci più a fondo. E da questo risultato è venuto fuori un brano che poi, come i soliti brani istintivi, come lo è stato Bade Lontana, che è nato in 3 minuti, anche questo è nato nel tempo della canzone, 2 minuti e mezzo, è venuto fuori un brano che sicuramente non pensavamo che potesse avere il successo che ha avuto, ma comunque ci fa piacere. Chiaramente è ricco di contenuti, ascoltandolo si sentono un sacco di riferimenti un po' elaborati. La verità, gli artisti quando si mettono a scrivere elaborano sempre, anche senza volerlo. Per cui partiamo per esempio dal ritmo iniziale. Il ritmo iniziale che si ispira ai Mamutones, di cui noi abbiamo allargato la struttura e abbiamo creato il ritmo iniziale. Seguono poi i vari riferimenti ai salti di accordi tipici delle coralità che avevamo già dal coro Barbagio, avevamo ricevuto gli influssi, perché il Barbagio aveva inciso un bellissimo disco forse nei primi anni 60, che per noi era stato un grande esempio di coralità, proprio per la ricchezza delle armonie e per i timbri. Questo è un brano che già forse conoscete. Un po' di bassi, no? Como querías Oriente, es Occidente quería. Su minore dulce in palas, pronunciar esas alas. Árbol de mendoledas, casudur que salidas orías. Como quería, como quería andare sin de un pare, furfe la storia su Dio, chi donzi Cristo la cesarughe, chissà dure esistiu. Tancas de Antuna e pinzas, pane bianco e una mucca si dira,
saltiamo il 2004, possiamo andare direttamente ai tempi di oggi perché il tempo sta passando per tutti. Direi di sì. Direi di sì. Allora, sentiamo solo un brano di Samissa perché dopo averlo fatto... L'operazione di Samissa è nata nel 2007 ed è un'operazione di largo respiro, perlomeno secondo noi dovrebbe esserlo, stiamo facendo tutto perché lo sia. Di largo respiro intendo che è stata portata con grande soddisfazione nostra della Corale Canepa anche al di fuori della Sardegna, nel 2007 in Brasile abbiamo fatto 7 concerti noi alla Canepa proprio presentando questo progetto, e stranamente anche in Inghilterra, che è proprio della messa cattolica, apostolica romana, probabilmente non ne avrebbero mai voluto sentir parlare, però ci è capitato anche questo, di averla cantata a Londra con un discreto successo. Dico discreto perché invece in Brasile il successo è stato veramente molto, molto, molto forte, perché in un paese tipicamente in maniera molto forte religioso come il Brasile, questa ha avuto un grande impatto. Di largo respiro perché abbiamo intenzione di portarla veramente in molti altri posti, e l'ultimo progetto non vogliamo che non finisca, però dipende anche da tante situazioni, come non ultime quelle logistiche. Fare dei concerti con 60 persone su un palcoscenico non è che sia il massimo della vita da un punto di vista tecnico, da un punto di vista come dire, logistico e anche di costi, però questo è il nostro attuale più grande progetto, quindi vogliamo assolutamente che non finisca qui. Ecco, questo è il discorso. Tu, Señor Jesucristo, tú que odias sos pecados de su mundo, piedad no es piedad, no es piedad. Questo è una parte, grazie. Ci fa piacere rivedere queste immagini, vedere Antonio Costa che dirige la Canepa insieme con noi. Questo, se non sbaglio, è l'auditorium del Conservatorio di Cagliari, giusto? E niente, questo è il senso, dà un po' il senso di quello che è questo progetto molto complicato, però al quale noi veramente crediamo in maniera assolutamente determinante per la nostra carriera. Parlare di carriera a 60 anni credo che sia un po' di fuori della logica, però probabilmente la musica, la storia di Bertas è al di fuori della logica, nel senso che 50 anni quasi 50 anni di attività non è realmente quello che si vede molto in giro. Grazie della vostra attenzione, grazie veramente della... La voce della donna, Carla Di Nule. Non poteva mancare la voce della donna. Carla Di Nule, accompagnata da Gabriele Cau alla chitarra. Poteva dare in saldo? Fai in saldo. Lui vai do donzidie, è una lingua che mi appartiene, quindi... L'ho fatto me da volentieri, insomma, in domo mia io vado in saldo, è la prima lingua che ho imparato e quindi mi piace da lui vedere, lo vedo sempre in domo mia, non solo in domo mia, ma ventra con
amigos e fentra con chi non mi comprende, purtroppo bravissima, però mi capita pure casi, quindi boschelzo cantare una cantone che ho tradotto qualche tempo fa da italiano a Susaldo, una cantone che è stata scritta da un grande cantautore italiano, Eugenio Finardi, ed io l'ho appunto tradotta in saldo, in salimba mia, e l'ho cantata un paraíso e l'ho proprio che il fido preguntare della cantare con me proprio in limba. Sono arrivata un vago gradualmente ecco, a cantare in saldo, su percorso mio è cominciato cantando altro genere, cantando soprattutto in altera limbas, ma quando poi posca sono arrivata a cantare in saldo, penso che posso proprio narrare che è sa massima espressione mia. Mi esprimo in saldo e con questo resesso a esprimere soprattutto sa personalità mia e quindi è per questo che ventra che il cantare questa bella cantone che si intitola da Amore diverso ma companza da sa chitarra Gabriele Cau. Io ti prometto che da può difendere mai nulla da fare il male e ti carigno e poi da può ninnare a bello fino a ti dormire e da può cantare canzoni sconforti emozioni quando vorrà per su temporale e sempre te ti dedico un saldo il che parola schidiva che stare bene quando s'amore smaghia vale che pregatoria ti pro sempre ad atturare fatto una donna prattendo un'isola assolata in due suentu venita a giocare e una ventana sempre aperta per chi schippolare mi porta a bene a noi per riposare. Brazos fortes, balas y espaldas protivo del mezzo s'abbrazzar e si fa fritto a te notte coro meu ti voglio consolar e posca ora se ora sti amore in su petto sti fatto dormire e a ballare a tempo scorso coro meu e su sole si indata a sfidare sarà un amore diverso grande come l'universo e il tempo non potrà toccare piccole cose da riscaldare grandi aquiloni da far volare e sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire piccole cose da trasportare e da seguire per ritornare. Io ti prometto che da può difendere mai nulla da fare male e ti carigno e poi da può ninnare a bello fino a ti dormire e posca ora se ora sola sti amore in su petto sti fatto dormire e a ballare a tempo scorso
su coro meu e su sole si andava a sfidare. Tanto s'amore smachia vale che pregatoria chi su tempo non può toccare. Cosa minore ste callentare a storie smanno se fa che il volare ad essere sempre una magia dulce che una melodia in su tempo scata a bennere ste trasminore ste trasportare e desidere voi prodorrare. Grazie mille anche a Gabriele, grazie a voi per avermi invitato ad apportare insomma la mia esperienza, anzi devo vedere in saldo. Insomma non è una cosa, è un po' raro ecco, parlare in sardo così, magari in conferenze così ufficiali, però mi capita di spesso che io da giganto entra in su palco fai sempre in saldo, quindi insomma spero di poter fare sempre in maniera più frequente. E un'altra cosa che posso chiedere è che dai pago mi hanno preguntato proprio espressamente di presentare un festival letterario organizzato dall'associazione Amistate di Olbia proprio tutto in saldo ed io l'ho fatto veramente con grande piacere che mi sono potuto esprimere in saldo locutoreso che poi a sapere è la lingua mia.